guardate che gigamontagna che abbiamo davanti con tutta questa ghiaia attorno, queste rocce mastodontiche. Qua facciamo passare i signori solo perché ho visto un cane salsiccia. Innanzitutto buongiorno, questo è il terzo episodio delle Dolomiti in moto. In questo momento stiamo già nel Friuli. Abbiamo sconfinato il Veneto con il Friuli nello scorso episodio. Se ve lo siete persi lo trovate nella in alto a destra oppure nelle schermate finali di questo video. E nel frattempo vi ricordo anche di iscrivervi al canale, siccome più dell'80% delle persone che guardano i miei video non lo è ancora iscritta, perciò iscrivetevi se volete vedere altri video come questo. Ed ora torneranno anche dei video anche ben migliori, perché mi è letteralmente appena ritornata la Insta360 dall'assistenza, quindi potrò di nuovo fare il parlato nel mentre appunto che guido e non in post produzione come sto facendo in questo momento. Tanto facendo delle curve dove ci sono i cordoli, quella strada qua era bellissima, me la ricordo benissimo. È una strada che letteralmente collegava dal confine col Veneto, adesso non ricordo bene il nome del paese, e portava giù di nuovo fino nella pianura padana e in Friuli, dove poi ci saremmo fermati a mangiare a Spilimbergo. Tanto facendo tutte queste curve a serpente molto belle con un asfalto quasi ai livelli direi del Trentino praticamente, e anche panoramicamente, ok sì non è come il Trentino però non è male, queste specie di montagne barra colline che si intravedono, perché comunque stiamo scendendo sempre di più di quota e fa sempre più caldo, che siamo partiti dalla mattina alle 9 quel giorno qua da Cortina con 16 gradi, poi abbiamo passato il passo Tre Croci, il lago di Misurina che avrete visto nello scorso episodio, per poi arrivare appunto nel Friuli su questa strada qua, che è sì un po' sale un po' scende come starete vedendo dai tornanti, però alla fine come altezza siamo molto più in basso di Cortina e ci sono già almeno quasi 10 gradi in più, e più continueremo a scendere più ce ne saranno fino ad arrivare al pomeriggio che si morirà di caldo. Prendo questi bei tornanti belli larghi, qua c'è una ruspa abbandonata. Io che cerco di prendere velocità in salita nonostante abbia un 125 quattro tempi, che non faccio neanche i 90 all'ora in quinta in salita, perché se metto dentro la quinta il motore comincia a morire e a perdere di giri. Però dai, non è male, sì, è fattibile, è fattibile. Certo, sarebbe più bello avere una moto più grossa, però ci si diverta anche con poco così. Ora comincia la parte di discesa nella strada un po' più strettina, che abbiamo fatto in maniera abbastanza spedita, devo dire, che essendo in discesa comunque riesco ad andare abbastanza anch'io e frenare anche bene, quindi mantenendo delle velocità non esagerate ovviamente, però comunque più alte che nella salita, quello sicuramente. Qua ci accingiamo al primo tornante in discesa, un po' strettino devo dire come tornante, però vabbè la strada andando in giù si sta restringendo sempre di più. Qua ci sono due tedeschi fermi con le moto. E direi ora di far partire una bella ripresa cinematica nel mentre che scendiamo, così non vi sto più a scassare con la mia voce e vi godete un po' questo bosco e questa strada abbastanza bella nel scendere.
E con quest'ultimo pezzo di strada che faremo tra le montagne, tra i tornanti, io vi posso dire che questo video è giunto al termine. Posso dire che è stata una bella esperienza, un bel viaggio di 3 giorni, ok, 3 giorni sono pochi e tutto, abbiamo visto quello che abbiamo visto. C'è stato un po' di casino per strada, come avrete visto dagli scorsi video, però devo dire niente male, era la prima volta che stavo via così tanti giorni in moto, ho sempre fatto viaggi di una singola giornata, però comunque devo dire approvato. Magari rifaremo anche l'anno prossimo in posti diversi o qualcosa del genere. Intanto nel frattempo voglio ringraziarvi per la visione, vi ringrazio per aver visto questi 3 video, nonostante siano stati un po' così parlati fuori campo anziché in prima persona, che sarebbe stato molto probabilmente più bello. E niente, io vi ringrazio, vi lascio ai 2 video che vi appariranno ora nella schermata e niente, ci vediamo giovedì con un prossimo video.